Sei pronta, Giorgia? No. Oggi la strada che porta al rifugio Campogrosso è chiusa. Siamo già qua, quasi al rifugio. Dopo una breve camminata dove è chiusa la strada, eccoci qua. Sempre sul nostro solito sentierino di avvicinamento ai vai. Ecco, qui si preparano Matt, oggi in compagnia di Matteo, Jack, Giorgia, Christian, Nadie e Super Thomas. Neve schifosa. E qua questo itinerario facilissimo l'ha scelto Matt. Vaio delle Frane con la calata sul Cengio a punta di ramponi. Tutta da tracciare, e dove passa uno forse non passa neanche due. Le condizioni della neve non sono delle migliori. Abbiamo trovato di meglio. Ci stiamo avvicinando a quello che è l'attacco del Vaio delle Frane in una neve per niente buona. Oggi la formazione è Thomas su che traccia, io e Nadia che andiamo a rompere le sue tracce, e poi c'è Matteo, Christian, Giorgia e infine per chiudere il gruppo mettiamo dietro un altro esperto della montagna, Mr. Jackson. Sì, piccola sosta e poi si riparte. Un po' di Vaio Reporter. Qui siamo già sotto le pareti del Vaio delle Frane. Questa non ferma nessuno, questa. Mi giro e già lì. Invece gli altri stanno arrancando. Poi abbiamo, vabbè, quello là se lo farebbe anche da solo 2 volte, fa 2 giri, lui fa 2 giri. La scusa per fare i video e fermarsi. Fai una foto. Jackson! Ha detto la Nadia che dopo la curva spiana, ma avrei qualche dubbio. Per un po' spiana e facciamo merenda. Siamo sotto la parete qua del Sasso delle Frane, che è quello che dà il nome al Vaio, appunto il Vaio delle Frane. Ecco i ragazzi che stanno arrivando sull'ultimo tratto di questo Vaio delle Frane. Prima di fare la calata qui dallo spuntone andiamo a calarci laggiù. Non ho pista qui, cioè, hai anche la birra? Sì, fredda e fredda sicuro. Oh, fermo.
Oh, fermo. Allora siamo ancora qui allo spuntone, siamo vicini al congelamento perché sono già andati giù in 4. Qui abbiamo Matt che va giù, lì gli altri hanno deciso di non aspettarci, la Giorgia è già all'uscita, ma grande, pensa come siamo indietro. Bene, dai, abbiamo scelto questo itinerario facile per portare loro che sono un po' le prime armi. Bene, dopo esserci calati tutti in doppia, facciamo l'ultimo tratto sul Valle del Cengio e usciamo. Buonasera. Ce l'abbiamo fatta, oh. Immagino. Anche loro qua. Ora vai, sei stupidi. Vai. Grandissima. Bella l'uscita. Molto molto bella l'uscita. Ora manca Mattia. Sì, Mattia. Matteo e Jackson. Che spettacolo. Sì, bello qua su. Molto molto bello. Grande Jackson. Grande. Grandissimo. Adesso? Sembriamo seri. Sì, guarda che squadra. Sembriamo professionali un po'. Sì, ma i professionisti ce n'è sempre solo uno. Ricordiamo. Ennio. Ennio. Ennio sei carino. No. Si affonda anche qua. Ecco l'uscita. Adesso andiamo su di qua. Andiamo verso la cima. Lasciata la forcella alla fine del nostro vaio. Saliamo di qua. E qui c'è un sentiero. Arrivo, eh. Eccola! Ecco! Tutto vuoto qua giù. E noi stiamo camminando qua su. Scendiamo da là. Dopo essere scesi dalla nostra forcella, facciamo un salto alla nostra cima di oggi. Ecco la nostra cima. Sasso. Bello. È bella. Bella. Adesso bisogna scendere. Scesi dalla nostra cimetta, bassa ma mica facilissima come la neve, eh? Ora scendiamo dal Giaron della Scala, si chiama questo. Ritornati dalla forcelletta di prima, ora scendiamo da questo che si chiama il Giaron della Scala e ci riporta dritti dritti laggiù dove c'è il sentiero di stamattina. Questi sono i nuovi metodi di discesa alternativa e direi che si fa anche prima. Invece quelli più seri scendono a piedi. Perché io poi mi bagno tutto. Fatta. Quasi in rifugio. Come si è messo? Molto bene. 60.000 birre. Chi è che l'ha pagato? Le ha pagate lui? Le ha pagate lui? Le ha pagate quelle dell'altro tavolo? Bellissimo, mi piace un sacco così. Cos'è? Cos'è? Bene, vi volevo fare un po' di riassunto di questa giornata. Allora, siamo partiti da qui giù perché la strada per il rifugio che è un po' grosso è chiusa. Abbiamo fatto il Vaio delle Frane con calata nel Vaio del Cengio, discesa giù alla forcella Lovareste, dopo su fino alla cima
dove era la step, poi discesa dal Geron della Scala, dopo il rifugio bella sosta. E lì c'è il nostro amico Super Thomas e le nostre piccole Dolomiti di oggi. E niente, se vi è piaciuto il video iscrivetevi al canale e ci vediamo al prossimo video. Grazie.